Sono cresciuto pensando al Friuli Venezia Giulia, che è una regione che impariamo a scuola, no? Con questo nome lunghissimo, Friuli Venezia Giulia, con 3 parole che lo compongono e che poi effettivamente sono le 3 identità, perché c'è un Friuli veneziano, veneto, c'è un Friuli giuliano, no? Quindi ci sono molte identità. Effettivamente la cifra di questa regione è la cifra di tutte le regioni di confine, cioè il mescolarsi, il sentire, come devo dire, gli echi di altre voci che arrivano. Io da sempre il Friuli per me lo collegavo alle caserme, alla frontiera e alle caserme, è il luogo dove l'Italia finisce e dove ci sono i soldati. Naturalmente crescendo e spostandomi anche dal mezzogiorno dove sono nato a Milano e vivendoci per molti anni, ti accorgi che il Friuli non è soltanto questo, ma è anche altro. Laboriosità, no? Abnegazione, amore del fare, del produrre, industriarsi, diciamo il perfetto come dire, carattere friulano è il carattere di una persona silenziosa che fa. Faccio un nome, Dino Zoff, no? Io sono cresciuto nel mito del Spagna 82 come quelli della mia generazione. Dino Zoff è l'esempio, il prototipo di una persona invisibile, silenziosa, ma efficace, no? Di grande efficacia, che lascia un segno. Quello è il Friuli per me. Con Laboratorio Pordenone, lo scrittore ha saputo restituire l'anima di una città che ha trovato nella cultura e nell'impresa un binomio vincente. È proprio questa capacità di coniugare creatività e mondo produttivo che ha reso Pordenone un punto di riferimento non solo per il Friuli Venezia Giulia, ma per l'intero paese. Il premio, nato grazie alla collaborazione con Pordenone Legge, si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio. Stiamo vivendo la straordinaria opportunità di Nova Gorizia e Gorizia capitale europea della cultura. Un'occasione unica di apertura internazionale e di dialogo transfrontaliero, che conferma la vocazione del Friuli Venezia Giulia a essere crocevia di culture e laboratorio di innovazione. E nel 2027, con Pordenone capitale italiana della cultura, la nostra regione avrà un'altra straordinaria opportunità per mostrare al mondo la sua energia creativa. Sarà un percorso fatto di grandi eventi, di reti culturali e sociali, ma soprattutto della partecipazione. 2 appuntamenti che non sono episodi isolati, ma tappe di una strategia regionale precisa e condivisa, che mette insieme identità locali e visione internazionale, cultura creata da enti pubblici e imprese. Il premio a Giuseppe Lupo rappresenta dunque un ideale ponte tra questi 2 momenti storici. Da un lato il racconto dei nostri luoghi e della nostra storia, industriale e culturale. Dall'altro la proiezione verso il futuro, che vogliamo vivere con orgoglio e con la consapevolezza delle nostre capacità. Un ringraziamento sincero va alla Fondazione Pordenone Legge, ai curatori, a tutti coloro che contribuiscono a rendere questo appuntamento uno dei più significativi del panorama nazionale. E un ringraziamento al presidente di Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti, per la forza con cui sta conducendo questa grandissima esperienza qual è Pordenone Legge, che si sta affermando sempre di più sul panorama nazionale e internazionale. Ancora congratulazioni a Giuseppe Lupo. Con il suo lavoro ci aiuta a leggere la nostra terra e a immaginare ciò che saremo domani. Grazie. Giuseppe Lupo si è immerso straordinariamente nella realtà pordenonese che non conosceva e ha raccontato quello che è il sistema alto adriatico, fatto di industrie, quelle che lui conosceva per la storia industriale di queste città, la sua evoluzione, diventato un sistema diffuso e ha raccontato come la Manchester d'Italia è diventata anche una enorme, straordinaria realtà culturale, perché le imprese si sono ingaggiate in questo straordinario progetto. Cioè, non solo la fabbrica, ma anche la città, anche il teatro, anche la cultura, nel nostro caso anche i libri, per creare il più grande evento probabilmente del suo genere, che attira quest'anno 160.000 persone attorno a dei libri. Un caso unico, perché è una città che si fa libreria,
non è una fiera come le altre. E lui ha interpretato bene questo sentiment che c'è in questa città e soprattutto la capacità di questo sistema di generare formazione, generare cultura industriale e generare cultura e basta. Quindi università, ITS, scuole superiori, li abbiamo visti tutti a teatro, centri di ricerca, polo tecnologico, fabbrica modello. Ecco, tutte queste cose insieme si sono trovate improvvisamente a teatro a inaugurare Pordenone Legge per rappresentare quello che è Pordenone. In quel teatro c'era tutto, c'era il popolo di Pordenone Legge, ma c'erano i ragazzi dell'ITS, c'erano i nostri ghanesi che si sono preparati in Ghana per venire a lavorare qua, c'erano i nostri anziani, c'era tutta la città, così come la intendiamo noi. E oggi possiamo dire che 2027, città della cultura, è già adesso a Pordenone, era già adesso ed era anche 26 anni fa quando è nata Pordenone Legge. I nomi di Zanussi e Idel Standard hanno il potere di trascinare il nostro dialogo al tempo in cui l'Italia usciva dalla ricostruzione e guadagnava a passi forzati la via della modernità. Tutti sognavano di stare meglio, tutti avevano fretta di dimenticare la civiltà contadina, al contrario di quel che pensava Pasolini. E Pordenone si candidava a diventare una delle capitali dell'Occidente capitalista, leader nella fabbricazione di quegli oggetti che avrebbero assicurato agli italiani un livello di benessere mai provato prima d'allora. Non è vero che il miracolo economico si è concentrato solo a Milano o a Torino. Accanto ai grandi centri urbani c'erano le realtà ai margini. Ma anche lì l'industria ha imposto le sue cadenze e le sue liturgie senza troppe distinzioni. Anzi, sono state proprio le realtà ai margini a registrare il passaggio dalla civiltà contadina alla civiltà industriale in maniera meno traumatica rispetto alle metropoli. Perché in una città come Pordenone l'antropologia della terra non è mai del tutto sparita. Anzi, si è riaffacciata al termine della giornata in fabbrica. Operai al tornio o alla pressa durante la settimana fino alle 5 del pomeriggio, contadini di famiglia alla sera o nei giorni di festa. Su questa commistione tra industria e campagna, fra usanze vecchie di secoli e spregiudicatezza imprenditoriale, soprattutto su una mistica del lavoro quasi calvinista, il nord-est italiano fonda la sua fortuna economica. Sulla base di questa metamorfosi nel tempo, si è formata la figura del metal-mezzadro. Una strana commistione di destini, un individuo dalla mentalità a due facce, nato negli anni 60 dalla penna del giornalista Giorgio Lago e diventato personaggio letterario su cui si è concentrato l'interesse di Cesare De Michelis, che annota: per decenni, nell'Oriente d'Italia, si aspettava frementi l'alba del nuovo giorno, sicuri di averla vinta con le regole dello sviluppo. Nelle tre Venezie l'industrializzazione era avvenuta senza l'urbanesimo e il nostro eroe era il metal-mezzadro, che pur lavorando in fabbrica coltivava il podere, uccideva il maiale, mungeva la vacca e quindi preservava l'ambiente dalla devastazione del moderno. Poi la stalla si trasformò in capannone. I campi abbandonati divennero zone industriali e fabbriche, lavoratori, magazzini si moltiplicarono. Il premio Friuli Venezia Giulia, il racconto dei luoghi del tempo, voluto dal presidente della regione Massimiliano Fedriga alla sua 6ª edizione, è nato per valorizzare un'area che ha una rara varietà di paesaggi e uno straordinario, diversificato sviluppo della storia nelle sue realtà territoriali. Allo scrittore prescelto si chiede di narrare un luogo in un preciso tempo, dall'Aquileia della fine dell'Impero Romano alla Udine del Tiepolo, dalla Carnia dell'emigrazione alla Gorizia attuale,
Questa edizione fa incontrare lo scrittore Giuseppe Lupo e l'area pordenonese. Il racconto si intitola Laboratorio Pordenone. Laboratorio Pordenone si ascrive al genere della non-fiction. L'autore in prima persona si impegna a narrare quella che è una sua propria esperienza di confronto con i contenuti esposti nel libro. Giuseppe Lupo non si è trovato però a esplorare da principiante un'area industriale in evoluzione, poiché già autore di consistenti e rinomati saggi sul tema, letteratura e industria, dove ha rilevato in quale misura, tranne alcuni rari casi, sia mancata all'una e all'altra il dialogo e la comprensione reciproca. Aggirandosi per Pordenone e dintorni, accompagnato da guide affidabili, Lupo impara e allo stesso tempo ci insegna a leggere la relazione tra eventi in apparenza dissimili che invece qui scoprono una radice comune, la cultura e l'impresa. Per questo e per molto altro del recente passato e nelle migliori ipotesi di futuro, Pordenone e la sua provincia meritano il titolo di laboratorio, cioè un luogo dove la conoscenza, la produttività e l'esperimento si confrontano e crescono insieme. Il libro Laboratorio Pordenone intende raccontare una storia che ha a che fare con questa comunità. Pordenone è una comunità laboratoriale perché evidentemente in questa città sono stati realizzati dei progetti che già a cominciare dagli anni 50 hanno seguito le trasformazioni economiche, le trasformazioni sociologiche, antropologiche di questo tessuto, che era un mondo contadino e che poi negli anni 50 compie un passaggio verso una tradizione industriale familiare, artigianale familiare. Producendo soprattutto tessuti, producendo mobili, producendo metallurgia. Poi naturalmente tutto questo si è ancora ulteriormente trasformato negli anni 80 e negli anni 90. Allora, Laboratorio Pordenone vorrebbe raccontare le trasformazioni che questa città ha avuto e come è arrivata finora. La caratteristica originale di Pordenone è che il mondo dell'impresa in generale si è fatto promotore di una serie di iniziative che hanno a che fare con la cultura. Di solito noi pensiamo che siano altri enti a promuovere cultura e invece qui è capitato che sia stata l'impresa, Confindustria, la Camera di Commercio, cioè le istituzioni che hanno a che vedere con il tessuto degli imprenditori. E questo naturalmente ha favorito una serie di iniziative che da moltissimi decenni hanno reso Pordenone una realtà tra le più sensibili ai temi della cultura, ai temi dei libri, ai temi dell'immaginario che abbia a che fare con il mondo editoriale. Di solito l'impresa viene considerata qualcosa che realizzi profitti, però il benessere di una comunità non dipende soltanto dal profitto e dalla ricchezza, ma dipende anche dal grado di civiltà culturale che una comunità riesce a raggiungere. Laboratorio Pordenone è un'espressione che incuriosisce. La definizione classica di Nord-Est si avvale della registrazione di un mutamento sociale dovuto all'imprenditoria dal basso. È invece possibile leggere, in una durata ormai più lunga, un mutamento più generale di orizzonte, un modo diverso di intendere l'impresa rispetto al mondo dei cosiddetti metalmezzadri?
tempo, quando si parlava dello sviluppo del nord-est, si pensava a uno sviluppo che era uno sviluppo avvenuto dal basso, appunto, cioè uno sviluppo che avesse riguardato i contadini, avesse riguardato contadini che diventano operai, ma continuano ad essere contadini, e questa è un po' la figura del metal mezzadro. Per cui il racconto di questo nord-est, che è il nord-est degli anni 60, 70, 80, 90, è un racconto che si è fatto con uno sguardo umile, no? Diciamo, secondo uno sguardo che è di sbiego, no? Da quando le imprese hanno capito, quando i imprenditori hanno capito che uno sviluppo anche, diciamo, delle persone che ci lavorano, di un territorio, di una comunità, quindi uno sviluppo che venisse fuori da un livello della vita che si innalza e che sale, non soltanto grazie al benessere economico, ma grazie al benessere che ha a che fare con la cultura, gli imprenditori sono diventati motori di questo sviluppo. Perché non dimentichiamoci che al di là dello sviluppo economico c'è sempre uno sviluppo umano prima ancora. Insomma, stiamo sempre parlando di persone e non soltanto di individui che devono produrre, che devono lavorare. Per cui questo fa sì che poi Pordenone diventi un luogo non soltanto di qualità della vita, del rapporto qualità della vita offerta molto elevato, ma che ci sia un tessuto pronto, predisposto a un fenomeno come Pordenone Legge, a fenomeni come gli interessi culturali, librerie, insomma, per cui ha uno standard abbastanza elevato e anche abbastanza particolare nella mappatura dell'Italia culturale. Il suo sguardo su Pordenone va in profondità e distingue tra un'epoca post-bellica di movimento spontaneo verso la modernità e l'impresa da una fase più recente, che lascia leggere una volontà più ampia e condivisa, qualcosa che potrebbe definirsi, tra virgolette, un progetto. Io vengo da un mondo molto distante da Pordenone, come dice il mio accento, cioè io vivo a Milano da 44 anni, ma il mio accento dichiara che non sono milanese, come potete sentire. E vengo da un mondo che invece poteva avere delle somiglianze con Pordenone, se non altro perché era un mondo della premodernità. Io vengo dalla Basilicata, dalla Lucania, però lo stare a Milano mi ha portato negli ultimi 20 anni, a frequentare delle questioni che sono legate all'industria, alle trasformazioni, a un territorio che cambia, a un passaggio epocale che è accaduto negli anni 50, 60 e poi man mano. Ora, quando Gianmario mi ha chiamato per comunicarmi questa volontà di Pordenone Legge, di darmi questo premio e affidarmi questo incarico, lui mi ha parlato della possibilità, cioè del raccontare Pordenone come ho raccontato tanti altri luoghi che, come Pordenone, hanno avuto una trasformazione, sono cambiati, si sono modificati nel tempo, cioè il tempo che è passato l'ha modificato. Ed è quello che ho fatto in laboratorio. Partiamo dal titolo. Perché ho messo questo titolo? Perché laboratorio, che secondo me è un nome bello, cioè un termine che a me è sempre piaciuto, più che industria, più che azienda, più che fabbrica, laboratorio. Laboratorio è un termine che rimanda, no, a un'officina, a qualcosa dove si fanno le cose, si creano, si pensano, soprattutto si progettano, cioè è il lavoro, ma non è il lavoro casuale, è il lavoro che viene fuori da una progettualità. E mi sembrava giusto dare un titolo del genere raccontando una città che ha avuto uno sviluppo, che ha obbedito a un progetto. Cioè il progetto di trasformare questo luogo, che era un luogo di mondo contadino, non fino a, diciamo, 70 anni fa, 80 anni fa, cioè fino all'altro secolo, modificarlo, cambiarlo, aggiungerci. Il mondo contadino non muore, ma al mondo contadino si vanno ad addizionare, ad aggiungerci altre cose, che sono le macchine, le fabbriche, le aziende. Ora, la letteratura deve fare questo. Io vengo fuori da un'idea che vi potrà sembrare molto obsoleta, ma non lo è. Cioè, è un'idea vittoriniana della letteratura. Al di là di quello che era Vittorini diceva che la letteratura deve raccontare le trasformazioni. E questa era la sua chiave di lettura della modernità. Io sono vittoriniano convinto.
La vera anima di quel che Pordenone sta esprimendo in questi anni sui temi dell'impresa e della cultura si trova nella mentalità dei suoi cittadini, nel loro modo d'essere persone in movimento, sempre pronte a ipotizzare, progettare, costruire. Una comunità che pensa a domani, pur non dimenticando il tempo di ieri. Avverto una punta d'orgoglio nella mia guida quando ricostruisce gli elementi che fanno connettere industria e cultura. È un segnale di discontinuità. Siamo davvero in una fase che declina il rapporto tra azienda e territorio, tra fabbrica del fare e fabbrica del pensare, all'insegna di un nuovo vocabolario. Non capita così di frequente in Italia, dico io. E in effetti, per quanto si giri la penisola da nord a sud, è veramente esiguo, se non raro, imbattersi in ciò che si è verificato a Pordenone. Usciamo dalla sede di Confindustria Alto Adriatico per visitare un edificio attiguo che affaccia sui giardini Cattaneo. Un'area della città composta da architetture di gusto razionalista che ricordano i cubetti Lego dell'infanzia. Ringhiere, travi e mattoni a vista, facciate a vetri che riflettono la luce e svelano la presenza di famiglie. L'equilibrio di misure e forme quadrate trasmette distacco. Solo il gioco di alberi e aiuole restituisce i caratteri di una quotidianità scandita dalla luce e dal buio. Uno degli edifici ospita i corsi dell'ITS Academy Alto Adriatico. Si tratta di una struttura messa in piedi nel 2010, ancora una volta su impulso di Confindustria, con l'obiettivo di dare ai giovani diplomati l'opportunità di perfezionare gli studi approfondendo 3 diversi settori: digital, agro, energy. Le aule dove entriamo odorano di nuovo e domina ovunque il colore bianco, nei banchi, negli armadietti, nei muri verniciati e lucidi. Non sembra di visitare una scuola e nemmeno un'università, piuttosto una settica e articolata officina, anche se all'apparenza non trapela dal contesto architettonico quel carattere di vissuto e di opaco, diciamo anche di usurato, che normalmente avremmo trovato entrando in una bottega di falegname o di fabbro. Anche questo è un segno di discontinuità rispetto al Novecento. Siamo nel postmoderno, non più nel moderno, dichiara la guida. Teniamolo bene in mente. Siamo in presenza di una pedagogia artigianale assai più sofisticata e concettuale rispetto al modello di bottega che valeva in un determinato tempo storico. Eppure la nozione di artigianato, anche se applicata a qualcosa che può apparire in astratto, è quella che meglio restituisce il senso di ciò che avviene qua dentro. Trasmissione di esperienze, esercizi laboratoriali, apprendistato. In questo nuovo orizzonte lei non ha trascurato di porre attenzione alla cultura e di rilevarne l'importanza, rovesciando il desueto paradigma che vuole la cultura antagonista dell'impresa. Ce ne illustra le ragioni? Di solito il racconto dell'impresa è stato sempre un racconto fatto da figure, gli intellettuali, scrittori, poeti, chiamiamoli addetti ai lavori, con un atteggiamento ostile. Con un atteggiamento ostile e diciamo anche con un atteggiamento pieno di pregiudizi. Pregiudizi che sono tipici del Novecento. Probabilmente riguardavano una ideologia che aveva a che fare con un sostrato ideologico per il quale l'imprenditore, il padrone, usiamo un termine molto novecentesco, molto fordista, il padrone chi era? Non era nient'altro che una figura interessata alla produzione, interessata allo sfruttamento dei suoi dipendenti. Questa è la lettura che il Novecento purtroppo ci ha consegnato di tutta l'industrializzazione, che invece ha modificato il tessuto, ma ha modificato il livello, ha modificato la qualità di questa nazione.
nazione, non soltanto il Friuli, Pordenone, eravamo una nazione intera, contadina, povera. Abbiamo dovuto abbandonare le campagne, i paesi, l'entroterra, la provincia per andare in città, assecondando il sogno di benessere. No? Arrivare in città significava abbracciare un altro livello della vita, un'altra qualità della vita, e significava anche poter disporre di opportunità che il mondo della campagna non ti poteva dare. E tuttavia però, a dispetto di una tradizione che è questa, che è inevitabilmente questa, e che ha portato senza dubbio dei miglioramenti, soprattutto ha portato un livello democratico di benessere. Tutti negli anni 60 sono stati bene, hanno vissuto meglio di come vivevano. Il racconto che si è fatto è stato un altro. Il racconto che si è fatto è stato un racconto carico di pregiudizi e carico di ostilità. Faccio un esempio, semplicemente per farmi capire. Pasolini, che pure nasce da queste parti, è stato uno dei più feroci, più ostinati critici, oppositori al fenomeno del boom economico, del miracolo economico, della società del benessere. Non che avesse torto, ma non c'è alternativa. La modernità non ha alternative. Il mondo deve andare incontro a questi fenomeni e non puoi vivere in una amodernità, perché significherebbe vivere in una dimensione fuori dalla storia. Non possiamo rinunciare alla modernità. Dobbiamo trovare invece le condizioni di equilibrio affinché la modernità non ci debba rendere infelici. La vera sfida che abbiamo avuto nel Novecento e che è stata perduta, ma che però nel 2000 potrebbe riproporsi, anzi si ripropone, è come fare a mantenere, a raggiungere un livello di benessere e a mantenerlo, come fare a essere felici, dico questo termine che sembrerebbe banale ma non lo è, pur vivendo contornati da tecnologia, da modernità, da esperienze. Ecco, qui sta il problema. Secondo me non c'è conflittualità, no? Si può trovare un livello di equilibrio e non è vero che il guardare alla civiltà contadina significa guardare una vita felice. Non lo era, è una falsa interpretazione della civiltà contadina quella che fosse un mondo felice. Oggi persiste però un rifiuto della modernità quando si tratta di produzione industriale, nonostante poi la modernità nella pratica quotidiana sia benvenuta. Anzi, spesso le novità tecnologiche e commerciali sono presentate con il travestimento di un passato remoto, che è quasi un Eden naturalistico. Questa è una questione molto grande, cioè è un po' una questione che risolvere questa questione, che è anche risolvibile tra l'altro, ma risolvere questa questione significa risolvere gran parte dei problemi, secondo me, dei problemi del secolo scorso e di questo secolo che è appena entrato da 25 anni. Ed è una questione importante perché forse è strategica. Ora, Cesare De Michelis, editore di Marsilio, ha scritto un libro su questo fondamentale, che io ho conosciuto, ho letto e ho anche introdotto quando è stato ristampato qualche anno fa. Moderno antimoderno. Secondo Cesare, e questa è una chiave di lettura totale, cioè bisogna adottarla e crederci come un Vangelo, cioè il Novecento, che è il secolo della modernità, grande modernità, grandissima modernità, è cambiato il mondo, è cambiato per sempre il mondo. Il più grande avvenimento dopo la morte di Cristo è stata la morte della civiltà contadina. Disse Peggy. No, Peggy, sì, Camol, però Peggy. Quindi, voglio dire, è epocale quello che è accaduto. Cesare De Michelis, però, a questo fenomeno, analizzando tutta la sua lettura, cosa è arrivato a dire? Il Novecento è il secolo moderno, però è anche un secolo che nella modernità contiene caratteri antimoderni. Cioè è insieme contraddittorio, è un secolo che ha due facce, come Giano, cioè parla in un modo e agisce in un altro. È moderno e antimoderno. Perché antimoderno? Perché soprattutto i letterati, cioè la sua attenzione andava nei confronti degli scrittori e dei poeti. I letterati hanno commesso l'errore
Poi, perché hanno commesso l'errore è un discorso più lungo ancora e non lo facciamo. Però hanno commesso l'errore di non aver capito la modernità o di averla sfiorata e di aver reagito alla modernità, tranne alcuni, e di aver reagito in maniera corrosiva. Non mi piace la modernità, non mi piace il bullone non mi significa nulla. Che ne so, una macchina, ripeto, tranne alcuni, tranne pochissimi, una macchina inquina, la fabbrica distrugge, ammala, rovina. Mentre qual è la relazione più facile, no? Più comune? Come era bello vivere nella civiltà contadina, in Mulino Bianco, il mondo incontaminato e felice della civiltà contadina. Forse è davvero il momento di aprire un nuovo orizzonte di discussione, lontano dai paradigmi usuali, e vedere il sapere e la tecnologia dell'uomo come strumenti utili all'economia e alla pratica che migliora la vita, con minori danni all'ambiente che ci accoglie. Danni che non dipendono dalla tecnologia e dal sapere, ma da come vengono usati. Una coscienza adeguata del rapporto tra cultura e impresa potrebbe incidere meglio anche sulla politica delle stesse imprese, come del resto su quella che amministra il nostro terreno di vita. Ma per chiudere, all'impronta, senza pensarci troppo e per davvero, c'è qualcosa che l'ha colpita e sorpresa di Pordenone, qualcosa che non si aspettava di trovare? Mi ha molto colpito la civiltà, il silenzio e anche l'interesse e la curiosità nei confronti della cultura. Cioè non te l'aspetti, ma non te l'aspetti che in una città di un Friuli che confina col Veneto, di una zona di confine, comunque di frontiera come questa, ci sia un interesse enorme, quasi mitteleuropeo, insomma, un interesse enorme per i fatti della cultura, per le narrazioni, per le storie. Il luogo delle storie può essere il Mezzogiorno, il mondo mediterraneo, il mondo di un calore umano diverso. E invece anche in una cittadina ricca nel benessere, tutto sommato c'è un grande interesse per le storie. Questo mi ha molto colpito, l'estrema civiltà. Adesso si comprende meglio con quanta convinzione una comunità che ha attraversato la frontiera del moderno si senta proiettata oltre il moderno, nello spazio indefinibile che per convenzione chiamiamo postmoderno, ma che altro non è se non il risultato di una progettualità condivisa. Adesso so che era questo l'obiettivo a cui voleva condurmi la mia guida stamattina, quando sorniona mi ha fatto cominciare il giro a piedi partendo dalla zona più convenzionale e turistica della città. Il mercato, i portici, le vetrine, i tavolini, i caffè. Sarà un'impressione, ma stamattina era come passeggiare nel Novecento. Ora invece siamo approdati nel liquido della società digitale. Riprendiamo il viaggio in auto verso una zona a una ventina di chilometri dal centro di Pordenone, spingendoci fino alla zona industriale Ponte Rosso. Il paesaggio è tutt'altro che omologabile a quello di una periferia industrializzata, frammentato com'è di case, chiese, frazioni di paesi, campi coltivati. Casarsa della Delizia si trova a sinistra, San Vito al Tagliamento a destra. Di fronte abbiamo il fiume, ma non ce ne rendiamo conto, perché i colori vividi dei centri commerciali non restituiscono contesti novecenteschi, se non per cenni simbolici. Il Tagliamento, la Grande Guerra, Casarsa, Pasolini. Lo sguardo è rivolto ad altre mete, come se il Novecento fosse tramontato, almeno nei suoi aspetti più significativi, per lasciare spazio alla leggerezza dell'industria 4.0. Ci fermiamo davanti a una costruzione dalla forma quadrangolare, con pareti grigie e arancioni,
e l'ingresso ricavato nel punto in cui le vetrate curvano ad angolo, come se si trattasse di un modellino in plastica adatto ai giochi da tavolo per le serate natalizie. Il nome per esteso è Lean Experience Factory, ma tutti qui la chiamano, abbreviandolo, LEF. Una sorta di fabbrica scuola, che sarebbe meglio definire centro di formazione esperienziale che insegna ad ottimizzare i processi produttivi. Più che fabbrica modello, si dovrebbe chiamare modellatore di fabbrica, perché elabora, con gli interessati, il miglior modello produttivo di certi processi industriali. Chiunque abbia in animo di avventurarsi nelle vesti di imprenditore, soprattutto se giovane, può rivolgersi alla LEF e osservare con quale metodo si mette in piedi una nuova impresa o la si possa ampliare potenziandola. LEF, in altre parole, è un'officina di pedagogia tecnica a disposizione di tutti, una fabbrica del sapere, come dovrebbe essere una qualsiasi istituzione che ha nelle sue finalità la concretezza pedagogica di generare competenze. Forse è davvero questa l'ultima tappa della città laboratorio, e il fatto stesso che sia stato necessario partire dal centro storico per arrivare a queste due cellule di sapere decentrate ma ipertecnologiche vorrà significare il senso di un cammino attraverso l'esercizio del produrre sottoposto all'esercizio del progettare. Non c'è costruzione di oggetti o di idee senza un disegno preliminare. Questo intende sottolineare la mia guida quando mi fa osservare che nel postmoderno, in cui ci troviamo noi ora, non ha più senso parlare di centro e di periferie, perché ogni punto del pianeta contiene la consapevolezza di essere centro e periferia, globale e locale, un punto errante, non statico, simile alla nostra identità quando saliamo e scendiamo dagli aerei o dai treni, con bagagli leggeri.